Grazie, grazie Elena, e grazie soprattutto per l'invito che ho accolto molto molto volentieri, l'invito di venire qui a Udine e non posso incominciare questa lezione senza un ricordo che va al nostro collega Luigi Reitani, perché l'ultima volta che sono stata coinvolta, diciamo, in quella occasione nell'ambito di un dottorato è stato proprio appunto, mi ha coinvolta proprio appunto Luigi. Allora, ehm, sono molto contenta anche di poter dedicare una prima lezione qui in Italia a questa scrittrice che effettivamente è poco nota, anzi fino a poco tempo fa non era nota affatto. Ehm, è un'autrice che è interessante, che negli anni 80, 1980, viene in un primo momento notata dalla ricerca sull'esilio, dalla germanistica danese. E vedremo subito perché insomma l'esilio della Maria Lazar si svolge, è ambientato appunto tra la Danimarca e la Svezia, poi vedremo anche perché e per come. E quindi dopo questo primo interesse da parte della germanistica danese non è successo assolutamente nulla e diciamo la sua patria, la sua Austria, ci ha messo fino al 2014 per, come dire, accendere nuovamente i riflettori, pubblicando o ripubblicando il primo romanzo del quale poi parleremo, che la giovane Lazar ha pubblicato a 25 anni, e diciamo questa riscoperta, o forse piuttosto bisognerebbe dire la scoperta in assoluto, perché non c'è molto da riscoprire, è diciamo, dovuto a un collega, anche un mio collega dell'università, un germanista dell'Università di Vienna, Johann Sonnleitner, e all'editore di Maria Lazar, Albert Eibel, che adesso man mano sta pubblicando le sue opere. Ecco, quindi insomma, alla fine, dopo 30 anni, anche dopo 30 anni dopo la scoperta dei danesi, anche l'Austria, insomma, si cura diciamo, di questa autrice veramente molto importante. Allora, chi è Maria Lazar? Maria Lazar nasce in una famiglia dell'alta borghesia ebraico-viennese nel novembre del 1895. Frequenta poi una scuola viennese molto famosa, sulla quale voglio perdere qualche minuto, perché questa scuola, che era la Schwarzwaldschule, l'ha formata profondamente e il suo precoce contatto con la direttrice di questa scuola, che appunto è Eugenie Schwarzwald, che in un saggio molto bello dedicato a lei viene proprio definita The Woman Who Educated Vienna, perché era all'epoca veramente una figura centrale. Perché è così importante questa Schwarzwaldschule? Perché era un Mädchenlyceum, vale a dire era la prima scuola dove potevano, anche le ragazze, le alunne, potevano dare la maturità. In realtà non era soltanto una scuola, eccola qua di nuovo all'opera, era una scuola molto all'avanguardia, ecco, vedete qua sono sul terrazzo della scuola a fare appunto a fare ginnastica. In realtà non si tratta soltanto di una scuola, ma di una rete di scuola, sempre diciamo diretta e coordinata da questa
Eugenie Schwarzwald, che tra l'altro era una delle prime donne austriache laureate. Eugenie Schwarzwald viene, anche lei da una famiglia ebraica, era nata in Galizia e aveva creato appunto tutta una rete di scuole nei primi anni 30 del Novecento, cioè la prima scuola nasce nel 1901 e poi naturalmente nel 38 finisce tutto. E lei deve anche fuggire dall'Austria. Quindi stiamo parlando di una scuola assolutamente all'avanguardia, e la Schwarzwald era in contatto con Maria Montessori. E da questa scuola sua provengono molte alunne famose, che poi sono diventate donne famose nei più diversi ambiti, nell'ambito della fisica, della psicoanalisi, della medicina, della politica e negli ambiti artistici. Cito soltanto due, una è Anna Freud, la figlia di Sigmund Freud, e che tra l'altro è proprio coetanea di Maria Lazar, e non è escluso che siano state proprio compagne di classe, e l'altra è Helene Weigel, la moglie di Brecht. E Maria Lazar e Weigel saranno, insomma, saranno molto amiche per molti decenni della loro vita. Quindi c'è questo importantissimo contatto con la Schwarzwald, ma non è l'unica che ha in qualche modo formato questa giovane donna. L'altra è Karin Michaelis. Karin Michaelis era all'epoca una autrice danese famosissima, letta in tutto il mondo, tradotta in tantissime lingue, ehm, che era molto amica anche della Schwarzwald, e soprattutto era attiva nell'ambito, come dire, aveva organizzato, aveva fondato delle organizzazioni che portavano molti bambini austriaci durante la Prima Guerra Mondiale e dopo la Prima Guerra Mondiale a fare vacanze in Danimarca. Ecco. E questo legame tra la Michaelis con l'Austria è durato tutta la vita. Diventa molto amica, anche se la Lazar è molto più giovane, ma insomma nasce un rapporto molto importante tra loro due, anche un rapporto professionale, perché la Maria Lazar diventerà la traduttrice di Karen Michaelis, ma di questo parleremo poi più tardi. Come va avanti, diciamo, le tappe fondamentali della produzione artistica di questa giovane autrice? Nel 1920 pubblica appunto questo primo suo romanzo di Vergiftung. È un romanzo ancora, diciamo, di impronta espressionista, in cui fa un po' i conti con la propria famiglia o il proprio ambiente da cui proviene. Infatti lei e questa famiglia era appunto alta borghesia, convertita al cattolicesimo. Maria Lazar esce, lascia la Chiesa cattolica e dirà poi di se stessa: io non sono stata das schwarze Schaf, ma das rote Schaf, perché insomma per le sue simpatie, anche per il suo impegno politico socialista. Nel 21 scrive il primo dramma, che si intitola Der Henker, il boia, quindi insomma lei è giovanissima, ha 26 anni, e riesce a farlo mettere in scena a Vienna. Nel 23 sposa Friedrich Strindberg,
E questa è anche una storia molto particolare perché Friedrich Strindberg non è figlio di August Strindberg, ma ha, ecco, scusate, ecco, di Vergiftung, poi questo primo romanzo viene ripubblicato per la prima volta, l'ho detto all'inizio, nel 2014 da questo editore Das Vergessene Buch, di cui vi ho detto all'inizio. Quindi, insomma, sposa Friedrich Strindberg. Il padre di Friedrich Strindberg è Frank Wedekind, perché lui si chiama Strindberg, perché sua madre, Frida Uhl, all'epoca era ancora sposata con August Strindberg, che non so se era la seconda o la terza moglie di Strindberg, ma insomma dalla liaison con Frank Wedekind è nato appunto questo Friedrich, marito, unico marito della Lazar. Questo farà sì che per tutta una serie di assurdità, diciamo, burocratiche, lei avrà, e lo scoprirà per caso, che lei a un certo punto perde la cittadinanza austriaca e ha l'unica cittadinanza che ha è quella svedese. Insomma, su questo poi magari torniamo. Ehm, Nel 24 nasce la loro figlia, unica figlia, Judith. Si arriva presto al divorzio. Maria Lazar diventa una madre single con problemi, diciamo, finanziari, economici. Pubblica, cerca di mantenere se stessa e la bambina, pubblicando molto come giornalista. Effettivamente è negli anni 20, anche fino ai primi anni 30, una giornalista molto apprezzata, molto impegnata politicamente, che pubblica, diciamo, sui maggiori giornali socialisti, socialdemocratici, austriaci e viennesi. ehm, Però ha difficoltà come dire, a piazzare i suoi testi letterari, i suoi testi poetici, che insomma lei scrive sui giornali come Maria Lazar, e anche appunto i testi, i racconti, anche i romanzi che propone, però non vengono accolti favorevolmente. Quindi che cosa fa? Si dedica moltissimo al lavoro di traduzione. Maria Lazar è l'autrice, diciamo, della prima traduzione del Grande Gatsby in tedesco, che esce appunto nel 28. Prima pubblicazione del Grande Gatsby risale al 25, e a partire poi dal 28, 29, 30, traduce non soltanto dall'inglese, ma traduce appunto anche molto dal danese, lingua che aveva appresa da bambina e che era stata in vacanza appunto in Danimarca, e diventa appunto la traduttrice ufficiale di Karin Michaelis. Le sue opere, o diciamo così, le sue traduzioni vengono pubblicate poi soprattutto da un grosso editore, che è l'editore Kiepenheuer, che ha una tale fiducia in questa traduttrice che le dice: vabbè, qualsiasi cosa che tu ci proponi e tu ci traduci, noi lo pubblichiamo. E a questo punto a Maria Lazar viene veramente, cioè c'è un colpo di genio, le viene un'idea geniale. Siccome, come Maria Lazar, lei non riesce a pubblicare, allora lei che cosa fa? Maria Lazar scrive un romanzo danese, ufficialmente danese, e lei traduce. È tutta una finzione. Il romanzo si chiama Veritas verhext die Stadt, Veritas che è una donna, strega la città, e la finzione qual è? È che lei manda questo manoscritto a Kiepenheuer, dice: vabbè, questo manoscritto in tedesco è la traduzione di un romanzo danese. L'autrice di questo romanzo si chiama Esther Grenen e io l'ho tradotto. Ecco, e così viene pubblicato.
veramente un colpo di genio. Esther Grenen poi non è proprio uno pseudonimo neutro. Grenen che cos'è? Grenen è una località danese, anzi è la località più al settentrione, più al nord della Danimarca ed è un posto che Maria Lazar conosce e ama molto. Ma a questo cognome così, come dire, scopertamente nordico, che cosa accompagna? Accompagna Esther. Mm? Ecco, a questo punto però che cosa succede? Succede che l'editore è entusiasta, lo pubblica subito, ma col successo incominciano anche i problemi, perché tutti vogliono conoscere questa autrice, tutti la vogliono contattare, la vorrebbero intervistare, la vorrebbero conoscere. A questo punto Maria Lazar entra in grandi difficoltà, in grande imbarazzo, comincia sempre a inventare nuove scuse su questa figura inventata da lei, spiega che insomma questa Esther Grenen è una donna un po' scombinata, è una divorziata, viaggia molto, è irraggiungibile, è in sanatorio, si è infortunata, si è rotto il braccio, non può scrivere, insomma, come se non bastasse. A questo grande successo in Germania si aggiunge un altrettanto grande successo in svedese perché questo romanzo viene tradotto in svedese. A questo punto i danesi che cosa dicono? Non è possibile che questo romanzo, un bestseller in Germania, in Austria, un bestseller in Svezia e noi non abbiamo l'originale. L'originale dov'è? A questo punto la cosa diventa veramente seria e Maria Lazar, alias Esther Grenen, ecco, chiede aiuto all'amica e collega Karen Michaelis, la quale mette da parte tutti i romanzi che sta scrivendo in quel momento e si mette a tradurre questo, questo romanzo tedesco e così viene finalmente prodotto. In due settimane lo produce perché c'era fretta e così finalmente esiste l'originale, il cosiddetto originale danese di questo romanzo. Insomma, questo ci fa capire che cosa? Che insomma abbiamo a che fare con delle donne veramente molto ingegnose, molto professioniste anche, ma anche come dire, legate da un'amicizia, da una grande solidarietà, no? Che poi durerà per tutta la vita. Ecco, quindi Maria Lazar, ecco, si spaccia come traduttrice tedesca dell'autrice danese Esther Grenen. La cosa qual è? La cosa è che da questo momento in poi lei non torna più al suo proprio nome. Continuerà a questo punto scopertamente, Maria Lazar è Esther Grenen, però lei ormai firma i suoi romanzi con Esther Grenen e ha molto meno difficoltà, perché Maria Lazar, insomma, era un po' connotato come nome, invece Grenen più no di così non si può. Ecco. Il prossimo libro che poi lei scrive e lo pubblica appunto come Esther Grenen è il primo libro che lei scrive prima di andare in esilio e anche questo libro però ha una storia, diciamo, molto contorta, una storia di pubblicazione molto complicato perché non riesce a pubblicarlo né in tedesco né in danese, ma esce soltanto in inglese, in traduzione inglese, nel 1934 con il titolo No Right to Live. E soltanto, pensate, soltanto nel 2020 finalmente esce con il titolo originale che lei aveva dato, Leben verboten, con il suo vero nome. Ecco. Questo romanzo è importante perché
è collegato col nostro romanzo, con Die Eingeborenen von Maria Bluth, in quanto ehm, affronta tematiche molto attuali, contemporanee, come appunto la grande crisi economica di quegli anni, 31-32. In Austria c'è moltissima disoccupazione, ma non c'è soltanto moltissima disoccupazione, ma c'è anche moltissimo antisemitismo, soprattutto, non solo, ma soprattutto negli ambiti accademici. Ecco, e infatti Maria Lazar dirà, questo diciamo è tratto da una biografia di Auguste Lazar. Auguste Lazar è la sorella di Maria Lazar, che ha scritto poi negli anni 50 una biografia in cui dedica un capitolo alla sorella la cita e dice: mia sorella ha sempre detto in Österreich, questo appunto era già dopo il 33, wird es gerade so kommen wie in Deutschland, pflegte sie zu sagen. Ich will den Hitlerismus dort nicht erst abwarten. Er dämmert schon ganz hübsch herauf, seit Jahren schon. Ich habe es an meinem eigenen Leib gespürt e probabilmente la scelta dello pseudonimo appunto è da vedere in questo specifico contesto. Ecco, e, e qui invece mi piaceva citare, questa è proprio la voce di Maria Lazar, che insomma ha capito molto presto la situazione, insomma aveva delle antenne molto, molto diciamo, molto vive per captare il clima politico e che cosa sarebbe stato. E dice così: meine Angriffe gegen frühe Regungen narzisstischer Geisteskultur fand man für gewöhnlich übertrieben. Wie kann man diese Lausbuben so ernst nehmen? Bekam ich immer wieder zu hören. Ecco, come si fa a prendere questi ragazzacci così sul serio, no? Che appunto sono giovani nazisti. E questo è un piccolo passo è tratto da un documento molto importante che ho trovato appunto nel Deutsches Exilarchiv Francoforte, dove c'è un Lebenslauf, un curriculum vitae di Maria Lazar, grazie al quale veniamo a sapere molti aspetti della sua vita, perché come dire, non è che abbiamo, non è che disponiamo, diciamo, di moltissime notizie, ecco. Sappiamo che appunto nel 1933 è una delle prime, forse la prima emigrante politica, e si trasferisce in Danimarca, dove proprio a Tyrol, sull'isola dove viene ospitata ancora una volta da Karen Michaelis. Questo spiega anche, tra l'altro, soltanto che nessuna biografia di Brecht questo lo dice, il fatto che i Brecht vanno a finire in Danimarca, a Svendborg, no? Si deve a questo contatto qui, cioè che Maria Lazar era intimamente amica di Karen Michaelis e ha chiesto: senti un po', ma c'è posto anche per la famiglia Brecht, vabbè, e tutti diciamo, perché insomma era un po', diciamo, articolata. Ecco, e quindi nel 1933 Maria Lazar emigra e rimane appunto a Türe. Nel 1935 poi si trasferisce nella capitale, a Copenaghen, e il giorno in cui insomma, incomincia la seconda guerra mondiale, il giorno dopo, il 2 settembre del 39, poi si trasferisce a Stoccolma, perché in Danimarca non si sentiva più sufficientemente sicura. E a Stoccolma poi si toglierà la vita il 30 marzo del 1948 per una malattia incurabile. Ecco,
i documenti che noi abbiamo non sono tantissimi. Insomma, parte del mio progetto di ricerca è appunto dedicato anche a lei, quindi insomma, siamo in cerca. E per, come dire, rimettere un po' i tasselli per ricomporre questa figura, ecco. Ehm, Tornando invece a questo romanzo No Right to Live, Leben verboten, è un romanzo importante, interessante, perché anticipa alcuni temi, elementi che poi saranno al centro del suo grande romanzo di esilio, appunto, Die Eingeborenen Maria, von Maria Blut. Ah, perché è così? Eh, Questo. In realtà, vabbè, volevo farvi vedere. Sì, no, no, adesso torno. Per questo romanzo, anche per questo romanzo, che viene scritto nel 1935, lì per lì Maria Lazar non troverà un editore. L'aveva offerto a un editore svizzero, anzi a più editori svizzeri, che però, insomma, detto sì, molto bello, molto interessante, però insomma non c'è niente da fare. E lei in realtà ehm, eh, s- partecipa con questo romanzo a un concorso che era stato, diciamo, indetto da un'associazione che era molto importante per gli emigrati e gli intellettuali politici. Era questa organizzazione chiamata American Guild for German Cultural Freedom, fondata nel 1935 e come associazione a sostegno appunto di autori e autrici politici in esilio. Ecco, è un'associazione che viene anche molto sostenuta da Freud, da Einstein e dallo stesso Thomas Mann. Ehm, Appunto, nel 1938 questa organizzazione indice un concorso e si doveva trattare appunto di un romanzo, di un manoscritto, di un romanzo che non era mai stato ancora pubblicato prima. Naturalmente lo si doveva mandare anonimamente, cioè no, non è un double blind, è un solo blind. E questa appunto è la dichiarazione di Maria Lazar con cui partecipa e in cui lei comunica anche lo pseudonimo con cui partecipa, con lo pseudonimo Hermann Huber, nel settembre del 38. Ora, lei, questo romanzo, a questo concorso tra l'altro ha partecipato anche Ernst Weiss col romanzo da Augenzeuge. Insomma, lei non vince, però insomma è tra i 10 autori che vengono raccomandati agli editori per essere pubblicati. Ecco. Ehm, quindi, mh, nonostante di questo impegno intenso per pubblicare questo romanzo, Maria Lazar non lo vedrà pubblicato mentre ancora è in vita. Perché? Che cosa succede? No? Dov'è? Eccolo qua. Ehm, Perché viene pubblicato una prima volta solo nel 1958 nella DDR, grazie a un'iniziativa della sorella Auguste Lazar, che risiedeva in DDR, però vedete anche qui con lo pseudonimo Esther Grenen, e soltanto a Vienna nel 2015 finalmente con il suo vero nome. Ehm,
E che cosa dice sempre ancora in questo curriculum vitae? Che cosa dice a proposito di questo romanzo? An einem einsamen dänischen Strand schrieb ich meinen Roman Die Eingeborenen von Maria Bluth. Aus Verzweiflung über das Schicksal meiner Heimat, aus Angst, was dieses Schicksal für Europa noch bedeuten könnte. Ich schrieb so einen Roman über das dunkle Land an der hellen Donau, das der Fremde nur vom Eisenbahnfenster kennt und wo seit jeher ein günstiger Boden war für Wundertäter, Kurpfuscher und Gaukler aller Professionen. Ciarlatani, no? Ich schrieb einen Roman über das Land, in dem Braunau liegt. Ecco, ricordiamoci sempre che, insomma, Hitler è nato in Austria, ecco. E il romanzo, tra l'altro, è proprio ambientato nell'Alta Austria, nella zona di Linz, anche se non si può localizzare, diciamo, specificamente, precisamente dove. Allora, prima di andare avanti, però, soffermiamoci un attimo sul titolo, su questo titolo. È un titolo molto strano, no? Die Eingeborenen, che sarebbero gli indigeni, e von Maria Bluth, che sarebbe appunto Santa Madonna del Sangue, perché è un luogo, è una cittadina, un luogo di pellegrinaggio. Allora, che cosa viene accostato? Vengono accostate qui due ambiti completamente diversi. Uno è il termine di Eingeborenen rimanda a quale ambito? All'ambito dell'etnografia, dell'antropologia, anzi forse possiamo anche così associare in qualche modo Totem e Tabù di Freud, no? E l'altro invece rimanda al cattolicesimo, al culto cattolico per la Madonna, ma non solo. Il Blut naturalmente nel 1935 non è un termine, non è neutro, no? Quindi è chiaro il riferimento alla ideologia del Blut und Boden, no? Del sangue e suolo, che è un ideologema, diciamo, proprio centrale della ideologia nazionalsocialista, che è stato propagato, questo sangue e suolo, particolarmente, in modo particolare, dal ministro dell'agricoltura e alimentazione Richard Walter Darré, no? Quindi insomma, Blut è chiaro il richiamo alla razza, e il Boden è il richiamo al suolo, no? Al terreno dei contadini, in contrapposizione appunto con la dimensione urbana, con la dimensione metropolitana, e sappiamo, no? In quanto poi questo era anche uno stereotipo dei pregiudizi antisemiti, no? Che gli ebrei non hanno legame con la terra, col terreno, avete credo, non potevano avere, non potevano possedere terre e terreni per coltivarli. Ecco. Quindi questa contrapposizione tra provincia e città, che in questo caso poi sarà la città di Vienna, la Vienna rossa, la Vienna socialista, gioca, lo vedremo, un ruolo molto importante. Ora noi rimaniamo incuriositi, no, da questo termine di Eingeborene, e soprattutto chi li definisce così? Ecco, questo è un punto molto importante e sul quale torniamo subito tra poco. Allora, dove è situato questo luogo? Dove ce lo dobbiamo immaginare? Ci viene detto che si trova 3 ore di treno regionale da Vienna, è talmente piccolo che i D-Züge, no, oggi sarebbero gli Intercity, manco si fermano lì, quindi insomma è piccolino assai, ecco. Questa impossibilità di una localizzazione esatta e precisa è naturalmente voluta, perché sottolinea ancora una volta il carattere paradigmatico, no, di questo luogo, perché è paradigmatico per l'Austria dell'epoca,
eh, con e per un preciso e specifico clima politico, per una mentalità molto specifica. E di che cosa si compone questa mentalità della provincia, diciamo, profonda austriaca? Cattolicesimo, naturalmente, patriottismo locale, patriottismo anche nazionale, antisemitismo, estrema destra. Infatti anche in questo romanzo ci sono appunto dei ragazzi che vanno sono evidentemente sulla deriva di estrema destra, però vengono percepiti dalla maggioranza dei cittadini come l'Auspum, no? Come dei ragazzacci, sono delle ragazzate, insomma, ecco, vi ricordate, no? Prima abbiamo letto questa sua citazione. Un altro, diciamo, elemento di questa mentalità è la nostalgia asburgica, no? Quelli che proprio non riescono a scendere a patti con quella che loro chiamano la Saurepublik, no? Cioè la Sau è la scrofa, quindi insomma la Repubblica proprio insomma definita in modo molto, molto volgare. E poi un altro elemento molto importante è l'irrazionalismo. L'irrazionalismo che ha a che fare anche con le folle, infatti la folla è diciamo, un tema fondamentale, centrale in questo romanzo. Ehm, In quale momento storico siamo? Siamo, perché non è facile ricostruirlo, però si può, in base agli indizi del testo. Il romanzo incomincia nell'agosto del 33 e finisce nel novembre del 33. Ci sono alcuni piccoli indizi che ci permettono di ipotizzare questa datazione. E quindi siamo piena prima Repubblica, Erste Republik, il momento di Dollfuss. Appunto, abbiamo questa provincia conservatrice che si contrappone appunto alla Vienna socialista, alla Vienna rossa. Ecco. E la situazione sociale e politica è molto critica perché appunto il romanzo dal romanzo trapela la crisi economica, l'inflazione, la disoccupazione, una grande incertezza sociale e politica. E per tutto questo, questo Maria Blut funziona come una sorta di microcosmo, no? Una pars pro toto per l'Austria dell'epoca. In questa cittadina si trova una sola fabbrica, quindi insomma non è industrializzata, e questa fabbrica tra l'altro produce conserve, anche questo è interessante, e però che cosa succede? Fallisce, fa bancarotta. Ora dovrebbe produrre un prodotto nuovo, un prodotto molto interessante, una nuova, una sorta di nuova energia che viene chiamata Raumkraft, lo potremmo tradurre con energia spaziale, oppure anche Urkraft, quindi energia originaria. Ehm, per questo ci sono dei modelli reali. Questa non è qualche cosa che la Maria Lazar si è inventata. C'era effettivamente una specie di chi pensava che fosse un genio, chi pensava che invece fosse un ciarlatano, che ipotizzava appunto, che non si capiva bene come, perché, per come, di produrre una nuova energia. Ora, quindi la situazione economica non è assolutamente rosea, quindi che cosa funziona? L'unica cosa che funziona in questa piccola cittadina è il turismo. E il turismo è legato, intimamente legato al pellegrinaggio, perché per promuovere questo loro luogo di pellegrinaggio e gli abitanti l'hanno semplicemente denominata la Lourdes austriaca. La Lourdes austriaca.
Siamo in un momento particolare per questa cittadina, perché questa cittadina si appresta a un grande evento, si appresta al 700° anniversario o giubileo. Per chi viene da Roma, giubileo ormai è un termine che ti fa saltare su dalla sedia, però insomma, vabbè, giubileo anche in quel caso fonte appunto di nuovi introiti. Infatti il sindaco lo dirà apertamente, dice, beh, insomma, questo adesso è un grande evento, è un wichtiges Mittel zur Förderung von Hotel- und Gastgewerbe, cioè è un'importante occasione per promuovere il settore alberghiero e quello di ristorazione. Quindi, insomma, come vedete, insomma, non c'è mai niente di nuovo. Oltre al culto della Madonna, c'è però un altro culto molto vivo ed è legato a una figura storicamente esistita, Therese von Connersreuth, Therese Neumann von Connersreuth, diciamo, una mistica veggente bavarese tedesca che negli anni *20* fa molto clamore, c'è una grandissima risonanza mediatica per le sue stimmate. Ecco. Poi adesso credo che alla fine il Vaticano ha deciso che effettivamente sì, perché è stata santificata. Ecco. In ogni caso, anche lei attira masse di pellegrinaggi, scusate, di pellegrini, e quindi accanto al culto della Madonna è molto importante questo culto qua, perché viene venerata questa Therese von Connersreuth, che non abita lì, ma insomma poco lontano, da una delle figure del romanzo. Quindi, come vedete, questa credenza, questo bisogno di irrazionalità, questa credenza nei miracoli, questo bisogno di irrazionalità, viene raccontato molto bene, viene diagnosticato molto bene da Maria Lazar e viene anche raccontato molto bene. E questi sono aspetti che poi Hermann Broch teorizzerà nella sua opera molto importante che si intitola, che è rimasta frammento, Massenwahntheorie, cioè una teoria proprio sul delirio delle masse. Tra l'altro Maria Lazar e Hermann Broch si conoscevano bene, non solo. Maria Lazar conosceva bene anche Elias Canetti, che proprio in quegli anni sviluppa anche lui importanti riflessioni sulla massa e sulle masse, e è stata proprio a casa di Maria Lazar che Hermann Broch e Elias Canetti si sono conosciuti, si sono incontrati per la prima volta. Ecco. Quindi è molto importante questa presenza di elementi irrazionali, c'è appunto c'è un Wunderdoktor, no? Un taumaturgo che insomma sembra che faccia miracoli, ma poi appunto questi miracoli o questa credenza nei miracoli si allarga anche nell'ambito della tecnica con questa Raum, Energie o Urkraft. Ecco. Il romanzo è un grande affresco sociale, nel senso che c'è un arsenale di figure infinito, tantissime, che rappresentano praticamente tutti i ceti, tutti gli strati sociali, dal proletariato, piccolo borghesia, clero, aristocrazia e soprattutto anche tutte le generazioni, dal neonato fino insomma alla persona anzianissima. Quindi abbiamo a che fare con una grande polifonia, ecco, è un romanzo polifonico ehm, per molti motivi, perché si compone di tante voci, ma si compone anche di tanti registri, di tanti stili, di tanti modi appunto di parlare. Ehm, I fatti narrati, o noi veniamo a conoscenza dei fatti attraverso, praticamente esclusivamente attraverso dialoghi
attraverso monologhi interiori e attraverso discorsi indiretti liberi. Questo che cosa significa? Significa che praticamente non c'è un narratore. E come sapete, la tecnica del monologo interiore, la tecnica del discorso indiretto libero sono tecniche per eccellenza che consentono appunto l'accesso diretto alla mente delle figure. Quindi, come dire, si arriva veramente alla mente e alla loro mentalità, nel vero senso della parola. Ecco. E poi ci sono anche molte voci anonime che commentano i fatti, che svolgono, diciamo, una funzione quasi come il coro antico della tragedia, no? Che commentano i fatti che succedono. Ora, da questo vasto sistema di figure ho scelto tre voci che mi sembravano particolarmente rappresentative. Però prima di arrivare a questo, veramente in due parole, diciamo i vari sistemi di figure che ci sono. Predominano le costellazioni familiari e la cosa interessante è che si tratta sempre ed esclusivamente di famiglie disfunzionali per uno o per l'altro motivo. Allora, c'è la famiglia proletaria Wipplinger, che insomma ci sono due bambini piccoli, il padre ha perso, è disoccupato, era operaio nella fabbrica che adesso è in fallimento. La sorella della moglie, perché è tutto così come un domino, no? Che si chiama Toni, la sorella, questa sorella gestisce la casa e la famiglia del medico di condotta, che è un socialdemocratico ed è un po' un outsider in questa, diciamo, è anche molto anticlericale. E che questo medico è da poco vedovo e in palese difficoltà con i due figli adolescenti maschi, che sono entrambi simpatizzanti con i cosiddetti Hakenkreuzler, perché all'epoca della Prima Repubblica, cioè pre-38, i simpatizzanti nazisti venivano chiamati i Hakenkreuzler, ecco, quelli della svastica. Questo medico ha praticamente l'unico rapporto positivo che ha è con la figlia, che si chiama Hanni, che ha circa 14 anni. A sua volta Hanni è amica di una ragazza che si chiama Notburga, che ho scelto tra le voci, è la figlia di un oste e particolarmente, diciamo, devota a questa Terese, a questa Santa Teresa di Connosrol, a tal punto si identifica a tal punto con questa santa da presentare anche lei una sorta di stimmate in forma di una dermatite, come dire, sulla fronte. Quindi Maria Lazar è anche, a parte che suo fratello era uno psichiatra infantile, ma per giovani, ma insomma lei è molto up to date per quanto riguarda quello che oggi chiameremo, non soltanto la psicoanalisi, ma quello che oggi chiameremo l'ambito o l'area psicosomatica. Quindi, insomma, questa ragazza, la identificazione va a tal punto che poi somatizza in un certo senso. Questa Notburga ha un fratello che si chiama Vincenz e che sarà l'altra figura che io ho scelto per, come dire, analizzare un pochettino più da vicino. Quindi in questa famiglia c'è una manifesta tendenza all'isterismo, alla irrazionalità.
questo Vincenz a un certo punto addirittura perderà temporaneamente la vista, come dire, è un disturbo psicosomatico temporaneo e questo è un elemento che allude chiaramente alla biografia di Hitler, il quale appunto nel 18 pare che abbia sofferto di una temporanea perdita appunto di vista. Per questo Vincenz, anche questo è un elemento che lo lega alla biografia di Hitler, questo Vincenz avrebbe il sogno di fare il musicista. Cerca di entrare nell'accademia a Vienna, ma non riesce a ottenere appunto lo stipendio. Quindi abbiamo un'analogia evidente, no, con le frustrazioni del pittore Hitler frustrato, appunto, che non riesce a fare carriera a Vienna. Accanto a questa famiglia o a queste famiglie c'è un'altra famiglia ancora, è l'unica famiglia ebrea che ci viene presentata, che consiste del nonno, si chiama Meyer Löw, il nonno è un avvocato, il figlio Daniel è un avvocato e il piccolo figlio di Daniel, un bambino di 8 anni che si chiama Anselm. Quindi diciamo l'affresco lo possiamo vedere anche qui molto semplicemente. Insomma, lei presenta sempre così in diacronia un insieme di generazioni. Questa è una famiglia sulla quale adesso ci fermiamo subito un po' di più, ehm, perché la costellazione è molto interessante. Daniel è assimilato in tutto e per tutto, lui cavalca l'onda del momento, infatti lui vuole investire in questo nuovo business molto strano, misterioso, un po' ciarlatanesco, legato a questa nuova energia, che non si sa bene che cosa sia e dove questa energia misteriosa. Quindi lui segue il nuovo clima politico, preferendo, e anche questo è molto importante, di non vedere gli attacchi antisemiti cui è esposto il piccolo figlio a scuola. Ecco. Non solo, toglierà anche il secondo cognome, toglierà Löw, che è quello, diciamo, evidentemente ebraico, e rimarrà soltanto Daniel Mayer. Ecco. Suo padre, invece, il vecchio avvocato Meyer Löw, che era stato laico, completamente laico per tutta la vita, porta invece ora ostentivamente la kippah dal giorno in cui gli hanno disegnato una svastica sulla porta. Lui percepisce e registra con grande lucidità il cambio politico e del clima politico e culturale. Ci viene anche molto interessante questa sua voce perché lui interviene proprio con termini anche yiddish, anche la sintassi a volte quando parla ricorda appunto quella yiddish, infatti lui usa meshug, insomma diversi termini. Ora, prima di andare avanti, però, voglio aprire una piccola parentesi che ci fa capire quanto questo romanzo debba alle teorie sulla massa dell'epoca. Cioè Maria Lazar era molto up to date su queste teorie, era molto interessata e quindi questo romanzo risente chiaramente dell'influsso di Le Bon, di Freud e di Wilhelm Reich. Ecco, adesso li andiamo a vedere un pochettino più da vicino. Allora, sappiamo, no? Gustave Le Bon era il primo a tentare, diciamo, una riflessione sistematica sul fenomeno della massa con questo libro, con quest'opera Psychologie des foules, 1895,
e che poi viene tradotto molto presto in tedesco, in italiano molto più tardi, in tedesco già nel 1905 ehm, da uno sociologo importante. E che cosa dice Le Bon? L'età in cui noi entriamo, lui lo dice alla soglia, no? Tra 8 e 900, sarà davvero l'era delle folle. Das Zeitalter, in das wir eintreten, wird in Wahrheit das Zeitalter der Massen sein. E lo cito perché poi, diciamo, nel romanzo ci sarà un riferimento intertestuale abbastanza esplicito a questo. Ehm, Quali sono, diciamo, molto brevemente alcuni elementi che Le Bon sottolinea, i caratteri principali dell'individuo, no? Che si trova immerso in una folla, la progressiva sparizione della personalità cosciente, predominio della personalità inconscia e l'orientamento tramite suggestione e contagio dei sentimenti e delle idee in un medesimo senso, il mainstream, no? Cioè come si fa a creare, diciamo, una corrente di opinione di massa. Ecco, Le Bon lo analizza abbastanza bene. Molto importante qui appunto i due concetti suggestione e contagio. Quindi sicuramente è influenzata da Le Bon, ma sicuramente è anche influenzata da Freud, perché Freud nel 21 pubblica questa opera molto importante, Psicologia della massa e analisi dell'io, dove tra l'altro si riferisce a Le Bon, ma prima ancora nel 15 pubblica un'opera breve, molto importante, considerazioni attuali sulla guerra e sulla morte, in cui appunto Freud si interroga su quello che lui, siamo in piena prima guerra mondiale, insomma, su quello che lui percepisce con una sua tipico termine, una regressione, no? Del genere umano. E anche qui la massa, secondo Freud, gioca, il fattore massa gioca un ruolo molto importante. Si potrebbe dire che basta che un gran numero, che milioni di uomini si trovino riuniti perché tutte le acquisizioni morali dei singoli individui svaniscano e si conservino solo gli orientamenti psichici più primitivi, antichi e crudeli. Poi appunto successivamente pubblica Massenpsychologie und Ich-Analyse, però non sarebbe impensabile senza l'opera precedente. Maria Lazar, tra l'altro, è una freudiana convinta. Già nel 1933, per esempio, lei scrive una recensione del carteggio tra Einstein e Freud, Warum Krieg, che esce nel 1932, e lei appena esce fa una recensione, tra l'altro appunto molto bella, che ci fa capire quanto lei sia, come dire, a suo agio e quanto abbia gli strumenti per leggere queste opere. Ma poi lei sicuramente conosce un'altra opera fondamentale che di Wilhelm Reich, uno psicoanalista ancora una volta austro-ungarico di origine ebraica, poi diciamo censurato da Freud perché troppo politico, e Wilhelm Reich già nel 1933 appunto va in esilio da Berlino anche lui in Danimarca e scrive proprio come dire in contemporanea, analizzando i fenomeni di massa che ha sotto gli occhi, quest'opera veramente assolutamente all'avanguardia, Massenpsychologie des Faschismus.
Sicuramente Maria Lazar conosceva quest'opera perché lei arriva in Danimarca proprio negli stessi mesi. Forse io sospetto fortemente che si siano anche incontrati, ecco, quindi che ci sia stata anche proprio una conoscenza diretta. Uno dei punti centrali sottolineati da Wilhelm Reich è appunto e recepito appunto da Maria Lazar nel nostro romanzo, è l'importanza per quanto riguarda appunto la ideologia fascista, della ideologia della famiglia. Che Reich, come dire, analizza in modo molto convincente, ed ecco perché si spiegano, penso, tutte queste proprio come una controscrittura, no? Tutte queste famiglie disfunzionali che producono figli e figlie disfunzionali, disfunzionali emotivi, psichici, sul livello psicologico oppure anche politico. Ecco. Ehm, ecco, importante però è anche la conoscenza di Maria Lazar di un'altra opera di Freud, Totem e Tabù, del 1914, perché in quest'opera, 13 scusate, questa opera è il primo tentativo di Freud di coniugare i suoi studi clinici psicoanalitici con un ambito apparentemente molto lontano, cioè quello della etnografia e della antropologia. Ora non possiamo addentrarci più di tanto, naturalmente. L'idea, molto semplificando, diciamo, l'idea centrale qual è? È che per Freud esiste una analogia tra l'evoluzione dell'umanità, del genere umano, e lo sviluppo dell'individuo. Ecco. E in questo, tra l'altro, in queste sue riflessioni, occupa un posto molto importante il suo concetto di regressione. Regressione che cos'è? Regressione è tornare a un livello evolutivo precedente, che tutto sommato nella evoluzione è una fase che era già stata superata. E questa regressione, dice Freud, è sempre possibile, grazie a traumi, insomma, vabbè, adesso non... ehm, quindi in quest'opera Freud, oltre al lessico prettamente psicoanalitico, usa anche termini appunto come wilde, primitive, eingeborene, cioè selvaggi, primitivi, indigeni, con questi termini lui indica appunto delle civiltà ancora esistenti che non sono ancora, come dire, contaminati in un certo senso dal progresso e hanno conservato una fase, sono rimasti appunto su di un livello evoluto che insomma altre civiltà hanno già superato. Ecco. Il concetto, l'uso di Eingeborene da parte dell'autrice Maria Lazar è quindi come dire, un riferimento abbastanza evidente a Freud. E a questo punto possiamo chiederci, ma chi parla di Eingeborene? Lo potete già immaginare, di Eingeborene parla il vecchio Meyerlöw, che è un po' il sismografo, è un po' l'analista, è un po' quello che fa la diagnosi a questa collettività. Infatti dirà così: In jedem Land gibt es Eingeborene, nicht nur hier im kleinen Österreich. Aber es sieht so aus, als käme jetzt bei uns das Zeitalter der Eingeborenen, e penso che possiamo leggere in questo un riferimento intertestuale abbastanza evidente a Le Bon col Zeitalter der Massen, no? L'era delle masse. Ecco.
E quindi in un certo senso è il vecchio ebreo, il vecchio avvocato Meyerlöf che ha dato il titolo a questo romanzo. Ora, al concetto di Eingeborene, no? Gli indigeni, è antiteticamente collegato l'altro concetto, quello della emigrazione, no? Che è proprio l'altro polo. E è un tema che viene introdotto ancora una volta dal vecchio Meyerlöf nel romanzo e emerge questo tema in un dialogo col bambino, con Anselm, perché il vecchio nonno vorrebbe mettere questo bambino in salvo, lo vorrebbe portare all'estero, perché capisce, ha già capito che cosa succederà. E è a questo bambino che questo vecchio, che parla anche quasi come un profeta, no? È a questo bambino che affida il proprio testamento spirituale in un passaggio che io trovo molto bello. Dice così al bambino: Man muss ein Gast sein auf dieser Welt, weil es nirgends so schön ist, dass man sich für immer niederlassen soll. Das tun nur die Dummen und Beschränkten. Die haben ihre Kindheit und ihr Alter, sogar ihren Himmel und ihre Hölle immer nur in ein und derselben Gegend. Sie sind eingeboren und auch noch stolz darauf. Alle wilden Völkerschaften Anselm kennen nur ihre eigene Erde. Du bist ein Jude und du sollst wandern. Auf Schiffen und in großen Eisenbahnen. Fliegen sollst du, hoch über den Wolken, Länder sollst du durchwandern, Sprachen und große wachsende Städte. Das Fremde sollst du kennenlernen, das weit entfernte. Ecco, io lo trovo sempre molto bello questo passaggio. In contrasto con tutto ciò, lui, come dire, è una voce singola che si trova di fronte a un collettivo che invece è caratterizzato da una mentalità molto diversa. E ecco che ho scelto queste altre due figure, queste altre due voci di cui vi ho già detto. Una è la adolescente Notburga, la devota, e l'altro è appunto questo Vinzenz che ha circa 18 anni e che è suo fratello, appunto. Allora, intanto andiamo a guardarci questa Notburga che ci viene presentata dalla prospettiva della sua amica, da Hanni. Arme Notburga, sagt der Vater. Der Vater sagt immer, der Vater è il medico condotto, l'anticlericale, no? Amico di questo Meyerlöf. Arme Notburga, der Vater sagt immer, so eine Frömmigkeit, die ist wie eine Krankheit. Und wer weiß, ob die Krankheit nicht ansteckend ist. Und die Notburga hat sich infiziert bei der heiligen Therese, die sie doch gar so ungeheuer verehrt. Sie wird bald auch blutige Tränen weinen. Mit den Wunden auf der Stirn fängt sie schon an, perché appunto questa Therese piangeva, appunto, versava lacrime, almeno così i fedeli cioè, credevano, no? Versava lacrime di sangue. Ecco, quello che qui, l'ho sottolineato, è evidente, è il riferimento alle teorie di Le Bon, quello del contagio, no? Cioè questa credenza che appunto è come una malattia contagiosa. E mit den Wunden auf der Stirn, la dermatite di cui abbiamo già parlato prima e che è un chiaro, come dire, esempio di somatizzazione di qualche cosa, di iperidentificazione. Okay. Quindi il secondo esempio invece, riguarda suo fratello Vincenz, che è molto frustrato perché quello che voleva non poteva fare,
deve tornare dalla Vienna, luogo teatro del suo fallimento, nella piccola cittadina di provincia, e appunto per la sua figura si fa particolarmente frequentemente ricorso al monologo interiore e al discorso indiretto libero. E questo significa che, come dire, il lettore ha un accesso proprio diretto alla sua mentalità. Molto interessante il registro linguistico che utilizza, perché è sia per quanto riguarda il lessico, sia per quanto riguarda la sintassi, un registro assolutamente desunto dal linguaggio nazionalsocialista. Ecco. In un certo senso possiamo quindi dire che questo Vincenz ha interiorizzato la lingua nazionalsocialista. È proprio attraverso appunto la lingua, come sappiamo, no, che certe ideologie si impossessano appunto degli individui. Victor Klemperer, no, il filologo romanzo con la sua lingua terzi imperi, insomma, ce l'ha fatto capire molto bene. Questo Vincenz è un outsider fin da piccolo, perché da ragazzino ha fatto una cosa inaudita. Perché da ragazzino ha rotto un tabù. È andato di nascosto a bere il vino di messa, della messa, il vino, diciamo, quello, diciamo, santo, ecco. E perché? Per diventare, così come dice lui, grande, forte e potente, sacro e terribile, proprio come Dio. La cosa va a finire malissimo, cioè questa sua fantasia di onnipotenza invece fallisce, e questo episodio lo stigmatizza, fa di lui un outsider, figuriamoci in un piccolo paese molto cattolico, e appunto da questo momento si aggiunga anche il fallimento poi delle sue aspirazioni. È un personaggio animato da profonda frustrazione e profondo risentimento. Ed ecco qui appunto uno dei suoi, diciamo, discorsi interiori. Ein Unverstandener, lui parla di se stesso, der in seiner Heimat nicht Fuß fassen darf, den keiner hören will, obwohl er doch das Wichtigste zu sagen hätte. Er, der berufen wäre zum Führer wie kaum ein anderer, sucht nun vergeblich die Massen, die er erlösen sollte. Allora è evidente, no? Il binomio Führermassen, l'allusione alla Erlösung, insomma tutto questo, diciamo, questo discorso di redenzione è altrettanto evidente, e anche, diciamo, il cambio di registro, perché mentre tutte le altre voci parlano, diciamo, usano un registro molto semplice, molto improntato alla quotidianità, ecco, lui parla proprio, ecco, se leggete Mein Kampf, e Maria Lazar lo conosceva molto bene, ecco, è proprio questa la sintassi, è proprio questo, è anche appunto il lessico. E poi ho già detto che a un certo punto questo personaggio tutto calcato sulla biografia, sulla patografia, diciamo, di Hitler, perderà anche brevemente, temporaneamente la vista. Ma soprattutto lui è un personaggio, gli piace poco lavorare, ecco, molto poco, ma gli piace molto fantasticare, gli piace molto avere questi deliri di onnipotenza, e ha costantemente delle visioni in cui lui e il proprio potere appunto sta al centro. Ecco, adesso vi propongo un esempio, ed è l'ultimo. Lui si vede così, no? Si vede così. Ganz allein auf hohem Altan
aber in der engen Gasse unten wimmelte es von Menschen, ecco le masse. Menschenmassen standen vor ihm. Die Gasse weitete sich. Ein Platz, ein Schlossplatz. Scheinwerfer, die über die Gesichter fuhren, über die andächtigen Gesichter, zu denen er sprach. Er, Vinzenz, der Führer, der Erlöser, quindi insomma un climax. Anche questa visione è costruita in modo magistrale perché, diciamo, è lo spazio evoca l'idea dell'accrescimento, no? Cioè il sentiero che prima è il vicolo che è stretto stretto, poi appunto c'è una sorta di accrescimento dello spazio che diventa appunto una piazza, e poi anche questi Scheinwerfer, questi fari che illuminano appena appena, di tanto in tanto, è quasi un ritratto, è quasi cinematografico questa visione, tant'è vero che Maria Lazar dirà poi in una lettera che insomma lei si potrebbe immaginare molto bene un film tratto appunto da questo romanzo. Ecco. E in chiusura vi voglio, per darvi un'idea, diciamo, di questa polifonia di cui si compone questo romanzo, vi vorrei fare questo esempio di un dialogo improntato appunto alla chiacchiera, al gossip, no? E al potere del gossip. Noi oggi no, siamo immersi di fake news, eccetera, eccetera. Ecco, vediamo questi, sono due voci anonime. Haben Sie schon gehört? Was ist denn schon wieder? Alle Fenster eingeschlagen in der Konservenfabrik. Von so Elementen. Und vorn beim Eingang ein riesiges Hakenkreuz. Also was sagen Sie? Ein Hakenkreuz? Warum denn ein Hakenkreuz? Weil sich herausgestellt hat, dass der Schellbach, il proprietario della fabbrica, ein Jud war. Das heißt ein Halber. Seine Mutter war nämlich eine Jüdin. Kein Wunder, dass die Leute eine Wut kriegen. Das Volk empört sich. L'altra voce dice, wieso denn das Volk? Sie haben doch gerade erst gesagt, elemente, e elemente, no? Sono certi elementi in modo spregiativo, no? Questi elementi poi però nel trasmettere le notizie poi diventano appunto das Volk. Ecco, non so, volete che ve lo traduco? Penso che è talmente semplice, no? Ecco, e vorrei concludere dando la voce come dire, sentendo insieme la voce di Maria Lazar. Negli ultimi mesi della sua vita ha scritto diverse, così come all'inizio lei fin da giovane scriveva poesie, e è tornata a fare questo negli ultimi mesi prima di morire. E la poesia si intitola An meinen unbekannten Leser, al mio lettore ignoto. Ich kenne dich nicht und ich werde dich nie kennenlernen. Aber in fernen, verregneten Tagen liegt mein Buch vor dir aufgeschlagen. Ich bin nicht umsonst auf Erden gewesen, wenn nur einer wie du es für sich gelesen. Sei mir bedankt, mein unbekannter Leser, sei mir bedankt, mein Kamerad. E mi era sembrato, come dire, una chiusura idonea, insomma, perché siamo lettori, appunto, siamo lettori ignoti, lettori della sua opera, ignoti a lei, però insomma lo prevedeva, ecco, lo sperava. Grazie.